Salve e un saluto da Giulia Cabrini per questa edizione natalizia di Ribolla Gialla Wine TG. Sarà donata una confezione di ribolla gialla ad alcuni famosi personaggi del Friuli Venezia Giulia. Andiamo a consegnare questo omaggio al famoso Bruno Pizzul, sicuramente simbolo del Friuli. Sempre a Cormons passeremo poi dallo chef Paolo Zoppolati. Iniziamo ora la consegna di questi omaggi personalizzati che consistono in una confezione di bottiglie di ribolla gialla ferma e spumante a dei personaggi famosi del Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo a Cormons, in questa bellissima piazza, la piazza principale, e incontreremo due personaggi, lo chef Paolo Zoppolati e un famoso giornalista Bruno Pizzul, che ci parleranno della ribolla gialla. Seguitemi che li conosciamo. Siamo qui a Cormons, ci avviciniamo alle feste di Natale 2023 e siamo qui per omaggiare il dottor Pizzul di una confezione particolare di ribolla gialla ferma e spumante, anche perché il dottor Pizzul ha sempre, possiamo dire, creduto in questo progetto. Abbiamo tantissime visualizzazioni e naturalmente chiediamo un piccolo commento sulla ribolla gialla, dottor Pizzul. Beh, direi che anzitutto mi compiaccio perché l'iniziativa, della quale ero venuto a conoscenza nel nostro precedente incontro, si sta sviluppando in maniera straordinaria, no? I numeri hanno un valore relativo, però al tempo stesso sono non solo forma ma sostanza, e la ribolla gialla sta prendendo sempre più piede. Mi pare che ormai le cantine associate si sono moltiplicate e direi che l'iniziativa è estremamente lodevole, soprattutto perché vuole radicare questo vino che è del tutto particolare nel suo territorio. Io mi compiaccio con voi, so che lavorate con grande entusiasmo e so che comunque i risultati sono positivi. Io vi ringrazio dell'omaggio che mi avete voluto fare, che naturalmente poi andrà a finire dalle parti di Milano, perché quando vengono a trovare i miei figli poi la ribolla gialla se la portano tutti nel milanese, dove devo dire che per esperienza personale, visto anche gli agganci che ho con i miei figli, è un tipo di vino che sta prendendo piede, piace molto, anche perché in qualche modo consente di vincere quell'eccesso di alcol che c'è forse nelle produzioni più classiche del Friuli Venezia Giulia. Il vino va fatto per essere bevuto, bisogna berlo con moderazione, e questo mi pare che anche il tasso alcolico che c'è consente una fruizione anche un pochino più dilazionata. Parole perfette, una linea a cui naturalmente condividiamo in pieno, e ringraziando ancora il dottor Pizzul gli chiediamo solo un ultimo saluto in friulano. Direi che è doveroso, no? Mandi a Duce, la ribolla gialla è tornata in auge. Io mi visi che di frutta le conoscevo già, dopo si vede come perduto, ma come e torna alla grande. Bravo, bella iniziativa, e mi pare di poter dire che anche la regione usa dato ne manca e ha capito l'importanza dal messaggio delle ribolle gialle. Mandi a Duce. Siamo a Cormons, come detto, e siamo qui ospiti dello chef Paolo Zoppolati, che tutti conoscerete, e a cui consegniamo anche lui questa confezione, diciamo, di ribolla gialla personalizzata. Un regalo sicuramente gradito anche per Mauro Corona, scrittore e scultore del legno. Consegnata al famoso scrittore e scultore Mauro Corona, direttamente a Erto presso il suo laboratorio, la confezione personalizzata di ribolla gialla, con una bottiglia di vino ferma e una di spumante. Sicuramente apprezzato come dono, lo scrittore Mauro Corona si è anche dimostrato molto interessato al progetto ribollagialla.org, in quanto promotore di questa eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Presente all'incontro anche l'amico Il Poiana, e con la foto di rito un saluto dallo studio di Mauro Corona. Maestro nel campo della pittura del colore e delle tradizioni friulane legate alla terra, siamo ora da Gianni Borta.
Siamo qui oggi presso lo studio del maestro Borta, il maestro del colore. C'è un motivo per cui siamo qui, naturalmente, a parte basterebbe guardare i quadri, ma naturalmente siamo ben lieti di offrire questo omaggio di bottiglie di ribolla gialla al maestro Borta. Grazie, veramente è un privilegio per me avere questo regalo, perché il vino rappresenta un po' la storia anche della mia pittura. Negli anni 60, 70 io raccontavo le storie del vino. Pensate, la gioia semplice del vino. Pertanto adesso ho il piacere di aver recepito questo progetto sulla ribolla gialla, che è anche un po' il tema, no? Questi bagliori solari, perché il vino è natura. La natura porta alla bellezza ed è quello che io sono un cacciatore di bellezza attraverso i quadri ed è quello che cerco in queste storie, in queste avventure, e anche questo momento fa parte un po' di questa mia tematica artistica. Ecco, facciamo vedere il contenuto naturalmente al maestro Borta di questa confezione, dove troviamo dei dépliant della ribolla gialla e anche delle confezioni diciamo personalizzate del progetto ribolla gialla, ovviamente giallo. Infatti siamo gialli. Già questo quadro è ispirato alla vita, alla storia, alla natura della vigna, della vite. E questa ribolla gialla, ma guardate, si fonde anche con i tubetti dei miei colori, fa parte un po' della mia tavolozza adesso. Ricordando che qui per esempio diversi bozzetti fatti negli anni 70 sul vino, sulla felice, diciamo, la vendemmia che rappresenta un po' l'apice, no? Di questo rapporto uomo-natura, che poi è quello che sto cercando con la mia pittura. Pertanto vivo questo momento veramente con piacere, approvo questo progetto e direi di andare avanti così, ricordando sempre, no, che la cosa più importante è la bellezza nei sentimenti, nelle persone, nel rapporto dell'uomo con la natura. Ecco. Quindi abbiamo trovato l'artista giusto e per quello abbiamo detto che era proprio l'artista giusto, perché tanto colore e tanta storia anche sul vino, su questa terra, quindi su momenti di raccolta, momenti di gioia. E non possiamo che salutare il maestro Borta. A me ricordano tempi lontani, appunto gli anni della giovinezza artistica, no? Quando giravo sulle campagne, giravo proprio nelle case antiche del nostro Friuli e cercavo le storie di vita, storia di vino, perché il Friuli è una terra di vino, di colore, no? Pittura, amicizia, sentimento. Molto bene. Approfittiamo dell'occasione perché siamo in vicinanza delle feste, naturalmente. Cogliamo l'occasione unica di fare un brindisi con il maestro Borta, naturalmente in questo fantastico altra porzione del suo studio, di fronte a queste sedie meravigliose, e abbiamo solo che eccellenze qua dentro. Qui. Perché vedi la pittura, l'immagine del quadro a un certo punto esce dai confini della tela e raggiunge, a parte, ma raggiunge anche noi stessi, e io penso che tu in questo momento senti vibrare qualcosa, perché il colore, la pittura è verità. Io vedo tanti quadri qui, vedo il rosso predominante, ma c'è anche un giallo fantastico, naturalmente, e sono tutti colori solari, insomma. L'Arcadia, queste vetture che si fondono, che portano avanti, no? La natura, il linguaggio universale dell'arte, e questo è il suo scopo, caricare l'accumulatore spirituale dell'uomo, no? Logorato dalla vita normale, e trova nella pittura la sua esplosione, è come la ribolla gialla in definitiva. Potremmo parlare ore e abbinare, però, ma apriamo. Ricordando anche che la pittura è verità, no? In un certo senso, e noi
come ti dicevo, esce proprio dalla tela. La caratteristica delle mie opere è quella che l'osservatore non riesce ad allontanarsi dal quadro. Di la verità, tu ti stai allontanando? No, perché la pittura ti raccoglie. Io mi no? sento assolutamente coinvolto in queste meraviglie, non so cosa dire, quindi è meglio che apra la bottiglia. E poi ti dirò anche un'esperienza, che quando faccio vedere un quadro a un eventuale critico d'arte, anche a un fruitore, a un collezionista, ci serve sempre un buon bicchiere di vino vicino, perché valorizza l'opera. Va bene. E d'ora in poi che sia ribolla gialla, esatto. stappiamo. C'è un connubio. Adesso ti vedo impegnato. Benissimo. Eccolo. Grazie. Sentono questi Tanto bene, siamo in diretta. Maestro, Auguri a voi, al progetto, alla pittura. buone A tutti feste da me. Buone feste, siamo alla vigilia di Natale e soprattutto a questo momento che viviamo, no? Che sia di progresso, di ripresa, con la ribolla gialla e la pittura naturalmente. Tanta pace anche in questo momento proprio Esatto, che ci tanta interessa. pace. Cin cin a tutti. E salute. Auguri, auguri. Auguri. Un saluto infine dal nuovo direttore operativo di Promoturismo, l'ingegnere Jacopo Mestroni. Siamo qui nella sede di Promoturismo FVG col direttore Jacopo Mestroni, ingegnere che da poco ha una funzione importante, in questa naturalmente importante ente di promozione del Friuli Venezia Giulia, a cui siamo lieti di donare la confezione omaggio di Ribolla Gialla. Ecco, naturalmente il contenuto, oltre a una bottiglia di ribolla gialla ferma e una bottiglia di ribolla gialla spumante, presenta anche del materiale promozionale per la regione, di cui magari adesso facciamo parlare l'ingegnere. Sì, noi siamo molto felici di abbinarci al prodotto della ribolla gialla, perché siamo convinti che questo sia uno dei prodotti simbolo della regione. Pertanto sia noi come Promoturismo e quindi tutto il nostro materiale pubblicitario dell'enogastronomia, sia AgriFood con cui noi collaboriamo a doppio filo e il progetto stesso abbiano una dignità importante e debbano essere pubblicizzati e commercializzati in maniera moderna, per cui abbracciamo fortemente tutto quello che ci viene presentato. Approfitto di questa importante occasione per augurare a tutti i produttori di ribolla gialla, a tutti i produttori vitivinicoli del Friuli Venezia Giulia, un buon Natale, delle buone feste e speriamo che questo Natale particolarmente si festeggi sulle tavole dei friulani e non solo dei friulani con la ribolla gialla. Naturalmente anch'io auguro buon Natale e buone feste a tutte le aziende e a tutti i produttori del Friuli Venezia Giulia. Buon 2023 a tutti. Con questo servizio è finita la puntata. Tanti auguri di buon anno e buone feste a tutti e ci vediamo alla prossima edizione.